Presentato ieri presso il foyer del Teatro Pirandello il libro Tra il sentiero e la bruma di Salvatore Montalbano, figlio del noto attore Pippo. Nel corso della serata è stato anche scoperto un busto realizzato in memoria dell'attore agrigentino Pippo, posto all'interno del foyer del teatro. L'opera è stata realizzata dall'artista agrigentino Giuseppe Cacocciola. L'evento, fortemente voluto da Settimio Biondi, ha visto anche la partecipazione straordinaria del noto attore Domenico Centamore, che ha mosso i primi passi con l'attore agrigentino Montalbano. La serata è stata allietata anche dagli interventi musicali di Peppe Sciortino, Angelo Sanfilippo ed Edoardo Savatteri al pianoforte. Presente anche la scrittrice Maria Concetta De Marco, che ha conversato con l'autore. Oggi è una giornata per me particolarmente emozionante, tanto di più perché ci sono veramente tanti amici a ricordare mio padre, che l'obiettivo che mi ero dato nel momento in cui ho deciso di scrivere e di pubblicare questo libro, nel quale racconto una parte un po' più intima di quella pubblica di papà che era tanto conosciuta. E oggi è una giornata importante per me perché ci sentiamo circondati dall'affetto di una città intera che sta riempiendo il foyer e che ci sta veramente manifestando l'amicizia, il rispetto, l'affetto per papà in tutte le maniere. Come lo ricordi in questo libro? Quale sfaccettatura metti in evidenza? Io ricordo il papà nella sua veste di papà, che era la cosa più importante. Ricordo lui quando da bambini ci portava al mare, ci insegnava le prime cose. Ricordo tanti episodi della vita che abbiamo condiviso e che ovviamente la gente non conosce. Ricordo anche il suo modo di vivere la sua arte, il suo modo di essere attore e come lui lo faceva vivere a noi, come ci teneva e ci rendeva sempre partecipi di tutte le sue iniziative, di tutte le sue attività. Questa sera anche la scopertura di un busto qui nel foyer del Teatro Pirandello dedicato proprio a tuo padre. Sì, ringraziamo l'amministrazione e chi si è prodigato, anche il dottor Settimio Biondi, che ha voluto questa cosa già alcuni anni fa. Adesso si realizza anche questo sogno. L'artista Giuseppe Cacocciola ha realizzato un mezzo busto di mio padre che stasera verrà scoperto al termine della presentazione del libro. Sarà un grande evento perché nel foyer che è intitolato alla sua memoria ci sarà anche la sua presenza fisica, non solo quella spirituale che tutti noi avvertiamo così forte. Sì, è un busto in creta originariamente, poi è stato convertito in bronzo, quindi vediamo una buona somiglianza del nostro caro amato concittadino, del grande artista, attore Pippo Montalbano, che stasera vedremo finalmente scoprire, diciamo, presentare al grande pubblico. Speriamo che sia recepito e ben accolto. Un modo per ricordare insieme a tutta la città di Agrigento l'enorme contributo che Pippo Montalbano ha dato alla nostra città con la fondazione del piccolo teatro pirandelliano, un'iniziativa che ha saputo svecchiare le rappresentazioni teatrali, rimuovendo e sollevando Pirandello dalle secche di un certo folklore a cui era ancora legato il teatro, e al di là delle forme appunto provinciali in cui in qualche maniera il grande drammaturgo era stato costretto, Pippo Montalbano ha saputo dargli un respiro nazionale ed internazionale. Ancora godiamo di questo suo enorme contributo, la memoria della città è vigile e attiva nel ricordare questo grande agrigentino prematuramente scomparso. Io con Pippo ci ho lavorato, ho fatto i 100 passi, ho fatto la meglio gioventù ed ho un ricordo bellissimo di Pippo perché era un po' più grande di me. Il ricordo di questa persona che amava il suo lavoro, mi ha trasmesso la passione che si deve avere per questo lavoro, la voglia quasi di essere bambini e giocare con questo lavoro, e lui, i suoi occhi mi dicevano questo, ecco, e quindi questa sua passione, questa sua voglia di fare teatro, quello che ha fatto poi ad Agrigento, insomma le stagioni pirandelliane, quindi insomma veramente una bella persona. E da lì poi è nata anche un'amicizia ormai con tutta la famiglia, quindi tra virgolette mi sento un po' di famiglia, ecco, diciamo. Ecco, così. qualche aneddoto di scena magari? Ma con Pippo io allora ero proprio agli inizi, quindi ero sempre teso, sempre, sai, quando prima di andare in scena, e lui aveva questa flemma, questa calma, mi diceva Domenico Curzo, non ti preoccupare, tranquillo, e era quasi un fratello maggiore, ecco, e questa cosa la ricordo con dolcezza proprio, di una persona veramente che ama il suo lavoro. Ecco. Dove ti vedremo presto? Presto mi vedrete Incastrati, una serie su Netflix di Ficarra e Picone, e poi tra poco inizio al Macari la terza stagione, dovrei iniziare Macari la terza stagione.
Una stagione di successo quella di Macari, te l'aspettavi? Sai, me l'aspettavo no, però ci credevo, questo sì, sicuramente ci credevo e sembra che almeno le 2 stagioni passate sono andate bene, ora speriamo di fare la terza, se facciamo la terza e spero che il pubblico ci seguirà come ci ha seguito sempre. Suleima c'è sempre, no? Sì, ci dovrebbe essere, sì. Grazie. Abbiamo voluto anche donare alla famiglia Montalbano un busto, ho contribuito anch'io fisicamente proprio nella realizzazione perché è stata opera mia per quanto riguarda la base, invece per quanto riguarda proprio la scultura è del maestro architetto Giuseppe Cacoccia. Niente di altro voglio dire, naturalmente è un tassello culturale che io vado ad aggiungere a quel grande puzzle della cultura agrigentina. Agrigento, capitale della cultura, si deve arricchire, spero che questo sia anche uno di quei tasselli fondamentali che ci permetteranno di raggiungere l'obiettivo.